siamo in pieno centro storico di Nuoro. Questa che vedete è la casa della famosa zia Tatana Varagone, cosiddetta zia Tatana Varagone, anche se in realtà si chiamava Peppedda Varagone. È la protagonista della famosa canzone Zia Tatana, Sabida la professo in Duna di Mizzana, di cui Zia Tatana Varagone, scritto dal maestro Predischedda ai primi degli anni 10. Adesso vediamo l'interno della vecchia casa. Zia Tatana Varagone, ovvero l'inno al vino nuorese. Com'è nata questa famosa canzone, entrata ormai a pieno titolo a far parte della storia cittadina? Sabida la professo, Chinduna di Mizzana, decurso e Zia Tatana Varagone. Inizia con questi ormai celebri versi la nota canzone nuorese, scritta intorno al 1910 dal maestro Francesco Ganga, meglio noto come Mastro Predischedda, entrata ormai nella tradizione nuorese come l'inno al vino. La storia, tramandata da Nicolina Ganga, figlia di Predischedda, racconta delle avventure conviviali del padre presso Scopile, la bettola in nuorese, dei Varagone, per elogiare in versi l'ottimo vino che si serviva e dedicarli alla proprietaria Peppedda Varagone. Questa, tuttavia, trattandosi di versi messi in musica su motivi presi da composizioni religiose e quindi ritenuti dissacranti, diffidò Predischedda dall'inserire il nome Peppedda nel testo della canzone. Si racconta che allora Predischedda, per nulla contrariato dalla diffida, cambiò volentieri la dedica, sostituendo quindi il nome da Peppedda in Tatana, cioè Sebastiana, che così gli avrebbe anche permesso meglio di fare rima con Di Mizzana, che tra l'altro era più in argomento con il tema scelto. Ascoltiamo adesso Zia Tatana Varagone in una storica registrazione fatta nel 1971 dalla TV tedesca, con il coro Barbagia di Nuoro, diretto dal maestro Banni Duruiu, e con la voce solista di Gioacchino Scrulli, una delle più belle voci baritonali della grande tradizione corale nuorese.